Confermati i modelli di crescita del contagio, il governatore Zaia chiederà al governo restrizioni più severe, supermercati chiusi la domenica e basta passeggiate. È morto il magistrato Francesco Saverio Pavone, positivo al virus da 2 settimane, era in terapia intensiva. Con le sue inchieste sulla mala del Brent era il simbolo in Veneto della lotta alla mafia. Dispositivi di protezione per i lavoratori, misure igieniche adeguate all'emergenza, al via i controlli nelle aziende degli Spisal. Il presidente della regione: chi non è in regola deve chiudere. Operazioni tampone al via in Veneto, obiettivo della regione arrivare agli 11.000 al giorno, per primi a tappeto sul personale sanitario. Varato dal governo il decreto Cura Italia, una manovra da 25 miliardi di euro per sanità, lavoratori, aziende e famiglie. State a casa, il senatore veronese Stefano Bertacco, malato di cancro, si rivolge a chi non segue le regole. C'è gente intubata che muore, sanitari che lavorano fino allo sfinimento e voi pensate alle passeggiate, mi fate schifo. A Treviso flash mob delle forze dell'ordine davanti all'ospedale per un grande lungo applauso per medici ed infermieri. Andrà tutto bene, vi abbiamo invitato ad inviarci disegni, foto e video, migliaia i messaggi arrivati alla nostra redazione. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano i dati relativi alla diffusione del coronavirus. Siamo in attesa del bollettino serale della regione. Intanto vediamo i dati fino ad ora noti. Siamo a 2.473 casi più 227 rispetto a ieri sera. I morti sono 3, tutti e 3 a Treviso. 498 i ricoverati, 156 dei quali in terapia intensiva, sono invece 130 i pazienti fino ad ora dismessi. Ed oggi nel consueto punto stampa il governatore Zaia invoca maggiori restrizioni, soprattutto per quanto riguarda le passeggiate e di supermarket nelle gallerie commerciali. Il governo deve inasprire le misure anticontagio, ha detto. Sentiamo. Il tema delle restrizioni funziona fino a un certo punto, non bastano perché sicuramente c'è stato un grande impegno, molti cittadini sono rimasti a casa, però è pur vero che ieri abbiamo avuto molti casi di passeggiate collettive iniziate in solitaria, della serie esco a far 2 passi tanto sono da solo, e poi ci siamo ritrovati con tutti i passeggi piuttosto che i parchi o le piste ciclabili piene di gente. Queste le fotografie della domenica in Veneto, immagini di passeggiate collettive che male si conciliano con l'emergenza in corso. Anche per questo i toni usati dal governatore sono volutamente duri. Se i veneti sono convinti che questo è il sistema per fare l'isolamento, si sbagliano. Si sbagliano perché 156 persone in terapia intensiva in questo momento hanno un tubo in bocca. Da qui la richiesta all'esecutivo Conte per un ulteriore giro di vite in tema di spostamenti. Chiederò al governo di inasprire ancora di più. Sto già verificando se si possono fare delle ordinanze. Diciamo che il decreto non ci dà tanto spazio, no? C'è qualche collega che è già stato minacciato di sequestro di persone o altre robe, perché se tu fai ordinanze troppo restrittive qualcuno poi vede lesa la sua libertà. Però in un momento come questo la tua libertà finisce dove inizia la mia. Il principio è chiaro, così come le proposte sul tavolo. Nel mirino non solo le passeggiate ma anche i market nei centri commerciali. Prima vanno chiusi i centri commerciali e le rivendite la domenica, tanto per cominciare. 2, l'altro aspetto fondamentale secondo me va chiarita questa storia delle passeggiate, cioè la passeggiata non è un delitto, i cittadini li capisco fino in fondo, ma se la passeggiata diventa una marcia involontaria di gruppo, i cittadini devono capire che nonostante la distanza di 1 metro, se si crea un contingente di persone che cammina a tutta distanza di 1 metro, lì c'è un aerosol di virus, basta che uno ce l'abbia, sia un asintomatico positivo, che sta in perfetta forma fisica, che non si ammalerà mai, ma che mi contagia tutti quelli che passano su quel passeggio, su quella pista ciclabile o su quel percorso di campagna.
Sempre sul fronte dei controlli sono state avviate le verifiche degli Spisal del Veneto, che dovranno vigilare sulla corretta applicazione del protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro raggiunto tra governo e parti sociali. Hanno iniziato dalle grandi aziende e comunico alle imprese che non è volontà di persecuzione, ma lo faranno tutti i giorni, partendo dalle grandi e poi andando a random anche sulle piccole aziende. E sempre il governatore Zaia ha annunciato oggi l'intenzione di arrivare ad effettuare sul territorio veneto 11.000 tamponi al giorno. La capacità attuale di oggi è di 3.210 tamponi al giorno, più o meno, 3.200-3.300. Noi pensiamo adesso con il nuovo progetto che vogliamo fare che le microbiologie del Veneto ne facciano almeno 11.000 al giorno. Cioè moltiplichiamo di molto. L'obiettivo è ambizioso ma irrinunciabile, quello di quadruplicare i tamponi sulla popolazione dandosi precise priorità. Alle microbiologie del Veneto, ai direttori generali che sentiamo tutti i giorni in videoconferenza, li vediamo con l'assessore Lanzarini e l'assessore Bottacci, abbiamo già detto già da ieri di predisporre i tamponi con priorità partendo dal personale, quindi personale sanitario a tappeto, case di riposo a tappeto, medici di base a tappeto e dopodiché nella priorità tutti quelli che hanno sintomi. Ai nuovi tamponi si aggiungono quelli portati avanti dal dottor Crisanti dell'Università di Padova in via sperimentale circa 10.000, ma la regola per il governatore è una sola. Più casi isoliamo, più sicurezza creiamo. La partita dei tamponi è una partita per noi irrinunciabile. Mi spiace che ci sia qualcuno che dice che stiamo sbagliando tutto, ma noi sinceramente ce ne strafreghiamo. Inevitabile guardare a quanto succede in Gran Bretagna, dove si sta portando avanti il principio contrario. Anche qui, Zaia è chiaro, il modello da seguire è Vo, dove i casi non crescono, non certo Londra. Quello di Johnson, che io non condivido, ma è un modello scientifico, che è quello dell'immunità di gregge. Uno dice muoiono tutti quelli che devono morire e dopodiché avremo tutti le... Sì, però noi a queste stragi qua non vogliamo partecipare eticamente e moralmente, per cui qui da me in Veneto un cittadino mi ha chiesto lei dovrebbe fare come Johnson. Io dico si trasferisca alla residenza perché è nel posto sbagliato. E non manca nemmeno un riferimento all'Organizzazione Mondiale della Sanità. La razione K per affrontare questa emergenza era rappresentata da respiratori, mascherine e ossigeno. Quindi capite... Io capisco che tutti parlano dell'OMS, io il signor OMS non l'ho mai visto qua in trincea. Allora leggiamo bene tutte le carte del signor OMS, siamo rispettosi delle istituzioni, ma dalle nostre parti si dice che scarpe grosse e cervello fino. Noi andiamo avanti con i tamponi cercando di dar modo ai cittadini per quanto possibile di metterli in sicurezza. Sul fronte della sanificazione la Regione ha consigliato ai comuni di spargere acqua più varichina al 5% nelle strade. La stessa Coldiretti ha dato la propria disponibilità per l'uso di trattori. Intanto si stanno allestendo gli ospedali di supporto previsti dal piano regionale straordinario. La tempistica è serrata. Noi siamo a buon punto, abbiamo 236 squadre operative sul campo, non solo negli ospedali, negli ex ospedali, ma anche a supporto degli ospedali operativi come supporto per il pre-triage, per il montaggio tende. Questi ospedali possono essere operativi già da venerdì. Altro nodo riguarda le case di riposo, sempre più sotto stress. Anche in questo caso, come per gli ospedali, è partito l'appello al personale in pensione e al volontariato. Abbiamo chiesto anche al volontariato di capire che disponibilità, se si dovessero verificare situazioni in cui non riescono più a garantire il servizio perché c'è troppo personale positivo. Ed oggi pomeriggio il governo ha approvato il decreto Cura Italia, 25 miliardi sul tavolo per affrontare l'emergenza economica. Si tratta di un primo provvedimento, ad aprile ne seguirà un altro. Sentiamo. Nessuno deve sentirsi abbandonato. È stato questo il nostro obiettivo sin dall'inizio e oggi questa deliberazione, questa approvazione del decreto legge lo dimostra. Cura Italia è il nome del decreto che mette sul piatto 25 miliardi di euro, denaro fresco in grado di attivare flussi per 350 miliardi.
5 gli assi individuati. Il primo riguarda il sistema sanitario nazionale e la protezione civile, con l'iniezione di 3 miliardi e mezzo di euro. Il secondo capitolo, invece, da 10 miliardi, punta tutto su occupazione e reddito, perché nessuno perde il posto di lavoro a causa del virus. Rimpinguati il fondo di integrazione salariale e la cassa integrazione in deroga, che riguarderà tutti i settori e anche le aziende con un solo dipendente. Un intervento massiccio sulla cassa integrazione guadagni, estesa a tutti i settori, anche a quelli che oggi non ce l'hanno, penso ad esempio al turismo e all'alberghiero nel nostro territorio, o anche al settore dei trasporti. Ci sono poi lavoratori autonomi e stagionali che riceveranno un assegno di 600 euro per il mese di marzo, prevista la sospensione dei contributi previdenziali e l'estensione del congedo parentale a 15 giorni e un voucher babysitter da 600 euro. Sul fronte del credito c'è la sospensione delle rate di mutui e prestiti con garanzie pubbliche, mentre in campo fiscale si conferma la sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi. Stop infine per 2 mesi a tutte le prove dei concorsi pubblici, semplificazioni per le imprese che sfruttano lo smart working. Tante le misure quindi, ma si tratta solo di un primo provvedimento. Questo l'abbiamo chiamato decreto marzo tecnicamente, perché sappiamo già che ne dovremmo fare un altro ad aprile. Vogliamo quindi avere un rapporto costante anche con le associazioni del lavoro e dell'impresa. E sentiamo ora le reazioni delle categorie economiche ai provvedimenti presi dal governo. Nel principio va bene, mi auguro che il periodo non sia così lungo da prevedere ulteriori interventi, però l'elemento che mi preoccupa in più è l'effettiva possibilità del sistema bancario a erogare liquidità alle imprese. Va bene la questione delle garanzie del medio credito, va bene la moratoria dei mutui, dei finanziamenti, però bisogna che le banche siano messe in grado di dare con meriti diversi di quelli attuali il credito, altrimenti rimane tutto bloccato nelle buone intenzioni. Sicuramente ci saranno delle osservazioni da fare, perché mi viene in mente la cassa integrazione in deroga, per dire, no? Che le imprese sotto i 5 dipendenti possono adesso mettere in campo, è aziendale, non è dedicata solo ai dipendenti, nel senso che quando io la apro consumo i giorni di cassa integrazione, ma li consumo per tutto. Invece potrebbe essere modulare, cioè se ho bisogno di 2 dipendenti in un reparto che mi lavorino, è bene che questi lavorino per evitare di fermare la produzione, perché l'importante è non fermare la produzione mettendo ovviamente in sicurezza quando è possibile il personale. E le misure messe in atto per il contenimento dell'epidemia funzionano? Alla domanda stanno cercando di dare una risposta i ricercatori dell'Università di Padova. Sentiamo. Il lavoro che abbiamo fatto con i colleghi della mia unità a Padova e insieme a quelli dell'Università di Torino e del Piemonte orientale è stato quello di capire se vi sono alcune indicazioni che già a questo livello, dopo 2 settimane, 3 settimane dall'inizio dell'epidemia, possono farci pensare che c'è un effetto delle politiche. Questo penso sia importante anche ai fini di fornire una motivazione alle persone che in questo momento stanno subendo delle restrizioni importanti e che stanno seguendo con particolare scrupolo. Il Veneto da questo punto di vista è stata una delle regioni le prime ad essere colpite, tra le prime ad implementare serie politiche di contenimento dell'epidemia accompagnate da una serietà di adozione da parte della popolazione non comune. Il nostro lavoro ha confrontato le stime che avremmo ottenuto in assenza di questo tipo di interventi con l'andamento effettivamente verificato. Intorno al 2 marzo abbiamo stimato un punto di discontinuità nell'evoluzione dell'epidemia che ha poi portato ad un allenamento della stessa. Parliamo di circa 350 casi in meno accumulati nell'arco delle ultime 2 settimane, parliamo anche di un rallentamento del numero di casi al giorno che va dai 15-20 casi in media al giorno e, cosa non meno importante dal punto di vista delle politiche sanitarie, anche ad una dilatazione, diluizione nell'accumulo dei casi che ha permesso di
così diciamo al sistema sanitario di reagire con 2 giorni e mezzo di ritardo rispetto a quello che sarebbe potuto essere il picco, l'accumulo dei casi. È morto oggi il magistrato Francesco Saverio Pavone, positivo al virus. Da 2 settimane era ricoverato in terapia intensiva. Con le sue inchieste sulla mala del Brenta era il simbolo in Veneto della lotta alla mafia. L'ex magistrato procuratore di Belluno, da qualche tempo in pensione, Francesco Saverio Pavone, si è spento oggi nel reparto di terapia intensiva all'ospedale dell'Angelo a Mestre, all'età di 76 anni. Era affetto da gravi patologie polmonari ed era risultato positivo al coronavirus, che ha aggravato le sue condizioni senza lasciargli scampo. Dopo 15 giorni di rianimazione non ce l'ha fatta. Pavone ha combattuto la mafia per decenni, era uno dei peggiori nemici di Felice Maniero, che per ucciderlo fece comprare un fucile di precisione senza riuscirci. È stato lui a sconfiggere la mala del Brenta con molti ostacoli, come raccontava qualche anno fa ai nostri microfoni. Un'epopea della procura veneziana, perché con il primo processo inizialmente e con il successivo dopo la fuga di Padova, con la collaborazione anche dei colleghi Foiadelli e Dalla Costa, abbiamo sostanzialmente smantellato tutta la banda della Riviera del Brenta capeggiata da Maniero. Si tratta sostanzialmente di circa 500 persone che furono arrestate e condannate, soprattutto per rapine e traffici di armi. La sua battaglia contro la mafia in Veneto lo portò a collaborare anche con il magistrato Giovanni Falcone, tanto che il giorno della strage di Capaci i due si sarebbero dovuti vedere per discutere di un'estradizione. Lo scorso 17 febbraio partecipò all'inaugurazione del centro di documentazione antimafia a Dolo. Di origine pugliese, Pavone era nato a Taranto nel 1944. Entrò nel sistema giudiziario come cancelliere prima di vincere il concorso in magistratura e poi assegnato alla pretura circondariale di Mestre nell'89. Nel 93 divenne giudice istruttore. Tra i vari ospedali dismessi del Veneto che hanno riaperto i battenti per l'emergenza Covid c'è anche quello di Valdobbiadene. Alpini e volontari della Protezione Civile al lavoro per prepararlo alla riapertura. Siamo andati a vedere. Sabato mattina 120 persone, ieri domenica 103, oggi un'ottantina. Sono i numeri dei volontari che stanno riaprendo lo storico ospedale Guicciardini di Valdobbiadene. Un'operazione preventiva per rispondere all'eventuale richiesta di ulteriori posti letto in terapia intensiva per coronavirus negli altri ospedali della Marca. L'ospedale, se non ci saranno imprevisti per riattivare alcuni servizi, come ad esempio la distribuzione dell'ossigeno, potrebbe essere operativo già da mercoledì, un risultato che inorgoglisce il sindaco di Valdobbiadene. Noi siamo sempre stati molto vicini all'ospedale Guicciardini negli anni, con donazioni da parte dei cittadini, con grande attaccamento, e aver potuto dimostrare di essere pronti nel momento del bisogno, speriamo non ce ne sia, però insomma ritrovarsi pronti quando serve, questo dà senso di orgoglio, perché Valdobbiadene vuole continuare a essere disponibile a chi ne ha bisogno. Una struttura che tutti sperano rimanga solo di riserva, come segno di un contagio in flessione. Altra speranza, quella che in futuro il Guicciardini non torni ad essere un magazzino abbandonato. Con la sanità abbiamo già previsto di fare dei nuovi scenari di protezione civile, finiamo questa emergenza e poi terremo a riserva tutte queste cose. Troppa gente in cimitero, impossibile garantire le condizioni di sicurezza e così molte amministrazioni comunali ne hanno deciso la chiusura, da Treviso a Venezia a Vicenza. Sentiamo appunto il sindaco di Vicenza Rucco nel prossimo servizio. Ho appena sottoscritto l'ordinanza con cui chiudiamo tutti i cimiteri della città, dal cimitero maggiore fino ai cimiteri periferici,
per impedire l'accesso agli utenti, perché anche nella giornata di ieri si sono verificati molti flussi di persone che si recavano in cimitero. Niente più visite, il caro estinto, il rischio di contagio, quel via vai di gente è troppo elevato, cancelli chiusi negli 8 cimiteri di Vicenza, Cimitero Maggiore, cimiteri di Bertesina, Casale, Longara, Maddalene, Polegge, 7K e a Cattolico fino al 3 aprile. La decisione dopo che si è giunti alla conclusione che nelle aree cimiteriali non risulta possibile mantenere le distanze interpersonali obbligatorie ed evitare gli assembramenti. Potranno accedervi solo le ditte che gestiscono il cimitero per i lavori, l'apertura e chiusura delle celle mortuarie, garantito il servizio di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione e cremazione delle salme ed è ammessa la presenza di un numero massimo di 10 persone all'estremo saluto di un defunto. È garantita la disponibilità delle camere mortuarie per la custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie cittadine o provinciali, accessi consentiti nei parchi pubblici recintati anche ad aziende ma solo per lavori inderogabili. È ancora troppa la gente che con una scusa o l'altra, dalla spesa alla corsetta alla passeggiata con il cane, circola per la città. Le maglie della quarantena rischiano di sfilacciarsi, serve una stretta, mentre continuano i controlli e il sindaco rinnova il suo appello. Stiamo continuando nei controlli anche nella giornata di ieri. Rispetto a domenica 15 marzo sono state verificate delle violazioni, le abbiamo sanzionate, continueremo ad effettuare i controlli soprattutto negli esercizi commerciali aperti al pubblico che vendono appunto prodotti alimentari e dopodiché lavoreremo sulle persone che stanno uscendo nonostante i divieti imposti dal DPCM. Quindi un invito ancora una volta, un appello accorato a rimanere in casa il più possibile. Grazie. E c'è un'ultima ora che riguarda la produzione di mascherine, l'ha comunicato proprio poco fa il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. A breve si avvierà la produzione nazionale di mascherine che è prevista nel decreto. Sono moltissime le richieste di aziende che si propongono di produrle. Come sappiamo il Veneto è in prima linea proprio su questa richiesta di produzione propria di mascherine, così da riuscire finalmente a rifornire tutti quanti di questi dispositivi di protezione individuale che scarseggiano in tutto il mondo. Ora sentiamo l'accorato appello a rimanere a casa da parte del senatore veronese di Fratelli d'Italia Stefano Bertacco, malato di cancro. Parole molto dure nei confronti di chi ancora non rispetta le regole. Ciao a tutti, sono Stefano Bertacco, senatore della Repubblica e assessore ai servizi sociali del Comune di Verona. È la prima volta che pubblico un mio video su Facebook, ma dopo aver visto pochi minuti fa il video del sindaco Sborina, ho pensato che fosse corretto fare questo video. È da novembre che combatto con un cancro. Sono 12 giorni che resto a casa per il problema del coronavirus e oggi per l'ennesima volta sento che sul lago di Garda, da Peschiera fino a Garda, è pieno di gente, che la gente corre sul Lungadige, che la gente non sta in casa e non rinuncia a nulla per il proprio egoismo, per il proprio disinteresse verso gli altri, verso chi oggi è in strada, negli ospedali, nelle sale di rianimazione, per cercare di salvare vite umane. E voi cosa fate? E compromettete tante altre. Credete che non abbia voglia nemmeno io di andare a fare una passeggiata? Potrei giustificarlo pensando, non so ancora quale sarà l'esito della mia malattia e forse potrebbe essere una delle ultime passeggiate che potrei fare. E invece sono qua, a casa, resto a casa, perché ho troppo rispetto delle persone e soprattutto della vita altrui. Allora fatela finita, perché ve lo dico chiaramente, in maniera molto diretta, mi fate schifo. Non potete essere così chiusi, ottusi, a non vedere, a non capire che siamo in una situazione difficile, drammatica. Le persone continuano a morire negli ospedali e voi cosa fate? Alimentate la catena del contagio. Oggi stiamo pagando con i numeri del Veneto, con i numeri anche di Verona, l'ultimo folle fine settimana scorso, dove gli assembramenti sono stati tantissimi. Ma voi pensate che sempre tocchi agli altri?
Guardate che non è così, la vita è strana. Può cambiare in 10 secondi e rendervi ciò che oggi è bello tutto molto brutto. Io ve lo dico, non credo di essere il più stupido a restare a casa. Credo di essere solo una persona normodotata che ha fatto della sua vita la parola responsabilità, una parola concreta, una parola vera. Ora mi aspetto da tutti voi, da tutti coloro che vedranno questo video, una risposta seria, una risposta di vita, ma soprattutto la volontà e la capacità di essere persone responsabili. Ciao a tutti. Flash mob a Treviso oggi alle 13 davanti all'ospedale per un lungo, grande applauso per medici ed infermieri. Vediamo. All'1 in punto le sirene iniziano a suonare e dopo pochi secondi l'applauso. Un grazie corale aperto spontaneo nato dall'iniziativa della Polizia Locale di Treviso. Le volanti si sono radunate tutte oggi all'ora di pranzo insieme ai colleghi della Polizia di Stato, Protezione Civile davanti all'ospedale, con loro anche il sindaco Mario Conte, per far arrivare dal calore attraverso quelle finestre che separano ormai da settimane chi lavora in trincea, medici e malati, e chi è operativo sul territorio per garantire che la popolazione stia rispettando il decreto anticontagio. Un grazie che si unisce a quello di tutti gli italiani che in questi giorni si sono dati appuntamento sui balconi con applausi, canti, musica. Riuniti in un'unica grande catena di messaggi virtuali si sono incontrati per far sentire la loro vicinanza a medici e infermieri. E così anche le nostre forze dell'ordine hanno lanciato il loro segnale. Grazie per essere lì instancabilmente a curare i nostri ammalati. Vi abbiamo invitato a mandarci disegni, foto e video con il vostro "andrà tutto bene". Ne abbiamo ricevuti in redazione davvero moltissimi, vediamone alcuni. State a casa, andrà tutto bene. Vi ricordo l'appuntamento questa sera con Ring a partire dalle 21:15, in studio con Ferdinando Avarino, Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia e Rovigo, e poi ospiti via Skype il professor Andrea Crisanti, virologo, Mario Conte, sindaco di Treviso, Antonio Zuliani, psicologo, ed ancora al telefono l'avvocato Michele Briamonte della Managing Partner Studio Grande Stevens. Appuntamento quindi come sempre a partire dalle 21:15. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Come sempre in chiusura uno sguardo alle previsioni del tempo. Arrivederci.
Bentrovati al meteo. Alta pressione in continuo rinforzo, in settimana con tempo stabile e clima primaverile. Il dettaglio di martedì 17 marzo. Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata su tutti i settori. Vedete, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Nelle ore più fredde sarà possibile solamente la formazione di foschie o locali nebbie in pianura, specie sulle zone più meridionali della nostra regione. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, valori massimi compresi invece tra 14 e 17 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con sole prevalente e con poche nubi sparse un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 14 e i 16 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole dappertutto, solo con qualche innocuo addensamento. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, valori massimi invece sui 17-18 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.